Buonasera a tutti, visti TV, i tenori di oggi di Gese de su mese de Sant'Andria. Bene, siamo sempre in Inocche, visti TV presente, dai via Salvemini, dei visti, dai Saida dei visti, dai San Barbaglia dei visti, dai Sa Sardegna, prodotto, sono amantioso dei visti TV e prodotto in Calesia l'occasione di Simone, insomma, e poi tutto si chiede ascoltare la nuova, la vista dai Custala. Bene, vediamo un pacco it quando si presenta Toie Zadie, ecco, però perché difficoltà kin. Allora, scusate che non ho trasmesso la fotografia alle Sadie, non ha trasmesso e quindi l'ho dovuta trasmettere, ma sempre scarichi di difficoltà, meno male, anzi scappo risolto curso adesso il microfono, ho chiesto una cosa importante meta, come arriva, ecco qua. Cominciamo sempre, scommettiamo un anno dal conto si presenta a Sadie si presenta a De Goi, che in questa nuova è spartinata, chi longa, da chi sono arrivando e chi piano a bella sono uno poco costando Said, ecco, questo è uno campo largo de videata e si detto un po' come si presenta su chi lo vuoi. Bene, e te non era su Saravallo, andiamo a bidere, poi non era coccolato in parte, fino alla Saldecchia, cioè praticamente nella Costola, e poi coccolato e tutto fino alla Sauna, e poi spalazzato un pacco, un po' sulle stesse vie, insomma, però non ne è stata, i scuri che tassa sesa. E dimos crasa, e te non era su Saravallo, ecco, qualche guttiva pure bamos crasa, calcolato in parte pototto da die, qualche guttiva verso San 9 e verso Salvato de Ortaidie. 6 gradi temperatura massima, 1 grado sa minima, quindi crasa anche con un pacco di fritto. Bene, bene, bene. Andiamo da innanzi. Abbiamo la partita sabittese in trasferta a Oliena con Rasi Junior, io ho cattato il sabittese in Oliena, però io ho cattato sul sabato 8, 11, 25, ore 15, stadio Arenaglios, Oliena, Forza Vittese naturalmente, Forza Vittese. Veramente che questo convegno interessante in Siniscola, alla DE8, sabato 8, a Schimbe, in un presenta questo libro, Ioanne, storia di un soldato e della sua famiglia, di Lucia Becker. Beh, spososin, lo saluto, insomma. Bene, Bosamento sempre che chi domenica a 9 di Sant'Andria, bessa missa il suo miracolo di Sant'Antioco a San 9 e Barantachimbe, mi pare di non mentare, e che quindi chi è interessato, insomma, vi potete andare. Però idenne chi non ha trasmesso manco dal giornale, oggi abbiamo difficoltà, quindi aspettate un attimo, lo staremo a trasmettere in pacchetto, si bilacchimolo, oppure confezioniamo direttamente sul pacchetto, così no, poi a rischio chi non viene trasmessa a tutti. Veniva qualcuno che mi ha rubato 3. Allora, qui ecco qua, Kimber, 3. No, che non devo. Battere per strese, tele. Non sicuro, noi non vi poniamo il meta, Tele.
Le pagine sono numerate, come scrivere, no? Numerate in ordine a seconda del riferimento. Ecco. Che l'abbiamo inviata e su stanno arrivare e su tanto che sono arrivando ne dimos Carchinova, Gallo, su prenotazione presso l'ambulatorio di igiene pubblica poliambulatorio di Pitti è possibile effettuare il vaccino antinfluenzale mercoledì dalle ore 11 alle ore 12, però state attento chi este al numero chiuso, insomma, cioè full dei 20 non ne ha, che ne quindi tocca di prenotare prima. Intanto andiamo sul giornale, siccome sono arrivato, no, meno male, questa maniera di hackere chi esiste in qualche maniera allora mandare velocemente vaccino Covid, il CUP non prende la prenotazione, è una disfunzione. La SL3 annuncia il calendario delle vaccinazioni antinfluenzali con l'Open Day a tutela della fragilità il 15 e il 22 e il 29 novembre, mentre gli operatori del servizio di igiene e sanità pubblica assieme ai medici di base, pediatri di libera scelta, personale, ASCOT, si danno da fare, succede qualche disservizio al CUP, un anziano si rivolge lì per prenotare il vaccino anti-Covid, ma senza successo. Ho chiamato al centro vaccinale per chiedere informazioni per i miei genitori, per il vaccino influenzale non è necessario prenotare, per quello Covid invece essendo necessaria una, una fiala ogni 6 pazienti è stato chiesto di rivolgersi al CUP così da programmare la vaccinazione a 6 e non sprecare vaccino, spiega un utente. E insomma batapito di istruzione. Telemedicina per diabetici. All'ospedale San Camillo di Sorgono decolla la telemedicina per i pazienti diabetici del territorio. Il servizio riprende grazie a 2 specialisti operativi il martedì e il mercoledì. Si tratta di un caso unico nell'isola è tra i primi in Italia e va a potenziare la telemedicina attiva in altri ambiti sanitari. Spiccano vari servizi al cittadino, fra cui il teleconsulto con gli specialisti, televisite e teleassistenza per la presa in carico dei pazienti con diabete di tipo 1 e 2 in differenti contesti assistenziali. Cioè, abbiamo già istruito questa nuova, ma è importante alla torrare a dare. Ecco, qua andiamo, cioè, lasciate la pagina e noi che abbiamo su la minoranza e noi che dobbiamo dare di Orgosolo, questa cosa di Orgosolo la devo sicchina, questa è una cosa molto importante. La minoranza ha una fondazione su Ercone. Su Ercone praticamente può assegnare a Forestas, Parischino, Liena e Durgali, ma sul comune di Orgosolo hanno votato contro. Dopo il no espresso del Consiglio Comunale di Orgosolo all'accordo sulla gestione di Suercone, che coinvolge anche Dorgalio, Liena, Orsulei e Forestas, la minoranza lancia una proposta. La Fondazione Civica su Pramonte potrebbe essere uno strumento di gestione locale, trasparente e condiviso, dove i comuni, le aziende e i cittadini possono decidere assieme nel rispetto dell'ambiente e delle regole civiche, sostengono Dionigi De Leda, Antonio Pasquale De Valdis, Nicola Garippa e Pasquale Loviccu, Forestas sostengono De Gaia. Poi aggiungono, continuerà ad essere un alleato importante, ma la regia deve tornare alla comunità. In una nota, la minoranza consigliare di Orgosolo esprime sostegno a una gestione allargata che veda protagonisti e attori i 4 comuni e i rispettivi CIVES al fine di coniugare tutela ambiente, sviluppo sostenibile e valorizzazione dei diritti collettivi e sottolinea la nostra comunità vuole essere protagonista del proprio territorio. Ma. Andiamo dai Nantes, siamo a Nuova Sardegna, da sabato 15 partono Open Day, al via la vaccinazione contro l'influenza. Per 3 sabati si faranno alla casa della comunità
in via De Martis, siamo già danne però le nuvole. Ventiamo il visto che in visti bestia sul comunicato che vorrà polisse prima. Nuova Sardegna sempre crescono le donne imprenditrici, esportazioni, balza in avanti. Il rapporto sull'economia del Nuorese, elaborato dalla Camera di Commercio, narra che sul terzo trimestre aziende in aumento insieme agli occupati. Ne siamo scontenti a metà di questa cosa. Via alle celebrazioni in Nuova Sardegna per ricordare Peppino Mereu. Tonara, un weekend dedicato al grande poeta. Merito a Peppino Mereu. Su questa questione io avevo aperto un'informazione del come Peppino Mereu è stato a caserma a Vezza de Vizi, un po' mesi insomma, però poi io avevo perduto andiamo sul filo di questa cosa, cosa che mi hanno nato a chi a Polesse in Carchilocco e quindi non isconare. Nel caso si è gai, siccome questa caserma Vezza diventa un museo, non di essere male abbia ponere una targa, possa a presenza di Peppino Mereu. Il viaggio di Albatros in Senegal per donare carrozzine ai disabili. I volontari partiranno il 20 novembre per Dakar con un vecchio pulmino. A proposito di questa nuova buona sodanne, che a proposito del volontariato, bisognerebbe partire pure dai visti in Argentina. Deve partire Don Totoni e Pascale de Mela su dentista, insomma, e quindi già dimandato in poi mi fa attivare, poi va a fare un'intervista mentre sono in IE e scrive quindi IT sono una faccia e IT non fa che ne commentano sappato la situazione. A Banoa restituirà i soldi ma sarà più snella e più sana, cioè siccome la regione è stata accusata di aiuti di Stato verso a Banoa deve tornare i suoi nari e quindi è stata una polemica insomma, ma a Saine pare che sia interessante bene e la dichiarazione è scusa, Banoa restituirà i soldi ma sarà più snella e più sana. Il presidente Giuseppe Sardo, dopo la decisione di Egas di salvare la società, impegni, tariffe, investimenti e risorse non saranno minimamente toccati. E a Saine poi insomma pare di un bene. La decisione di Egas, ente di governo dell'ambito Sardegna, che regola e affida il servizio idrico integrato al gestore del servizio a Banoa, segna una cesura nella storia di quest'ultima società. Solo il tempo dirà se la cessione di una quota consistente del capitale sociale di Abbanoa da parte della Regione, conseguenza della restituzione del prestito che la stessa Regione aveva concesso ad Abbanoa nel 2013, avrà solo elementi positivi per la Regione, Abbanoa e soprattutto per gli utenti sardi. In questa intervista il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardo, spiega perché da domani in realtà l'operazione finanziaria e societaria si concluderà a maggio. Abbanoa sarà una società più snella ma più sana con un futuro certo. Presidente Abbanoa perde 224 milioni di capitale sociale che torneranno nelle casse regionali. Cosa cambia da subito? Una premessa, Abbanoa ha già un patrimonio netto sui 340 milioni e cassa sufficiente per restituire al momento giusto tra marzo e maggio del 2026, esauriti gli adempimenti tecnici, la somma che Egas ci dice di restituire. Abbanoa ovviamente sarà più magra, ma vegeta. L'alternativa sarebbe stata una Abbanoa grassa e morta e quindi Anna bene de voi secondo il presidente Salvi. Vabbè, stiamo a dire. A Reidone modificata la legge, ok ai pannelli fotovoltaici sui tetti, per questo è riferita alla legge numero 20, che praticamente
noi clara su questa cosa, questa scopertura. La novità, installazione degli impianti sarà consentita nei centri abitati. Ecco qua, in poche ore, con le opposizioni che hanno provato a mettersi di traverso ma senza riuscirci, il Consiglio regionale ieri mattina ha approvato la legge che modifica la legge 20 sulle aree idonee. Si tratta di un provvedimento di soli 3 articoli. Uno, il primo, quello che conta, che prevede la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici anche sui tetti dei centri abitati e nelle aree industriali, ma non prima di un regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, che disciplinerà le modalità di applicazione e intervento. Durante questa fase non sarà dato corso a nuove domande. Le opposizioni parlano di moratoria camuffata e ritengono altamente probabile che anche questa leggina, fatta secondo i proponenti Antonio Solina, PD, e Gianluca Mandas, 5 Stelle, per semplificare i percorsi per le autorizzazioni, venga impugnata dal governo. Ma il governo impugna tutto. Di parere diverso gli assessori all'industria Cani e all'università, all'urbanistica Spaneda. Per Cani il tema in energia dal punto di vista normativo, per una responsabilità del legislatore nazionale, è in continuo movimento e ha manifestato in questi anni una strutturale instabilità e una difficoltà di applicazione. Saremo chiamati nuovamente a legiferare perché le nostre basi, e cioè le disposizioni nazionali, cambiano quasi ogni mese e quindi tocca adesso adeguare. Ma stiamo a vedere comunque questa è una modifica importante e positiva. Offese e insulti sessisti a tolle, online l'odio contro la Presidente, commenti shock sui social, solidarietà della politica, vergognoso, viene a parlare il mio. No, esa manera di hackere politica, una tempesta d'odio è esplosa sui social contro la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Tolle. Sul profilo della governatrice si è scatenata una raffica di commenti violenti, spesso di donne, carichi di sessismo e disprezzo personale, insulti come puttana, bugiarda, scrofa, mafiosa, hanno invaso le bacheche trasformando il dibattito politico in un'arena di barbarie verbale. Ma intanto in questa da sindaca Silvia Salis, non è scusata origine sarda, che è sindaca di Genova, post violenti pubblicati sul web. La sindaca Silvia Salis li legge in aula. La prima cittadina di Genova, bersaglio di messaggi volgari e insinuazioni. Non esistono limiti o confini quando i peggiori utenti del web decidono di entrare in azione. Basta una tastiera, un bersaglio, un'immensa dose di ignoranza e un po' di tempo per trascrivere. Sei proprio una gran puttana. E questo è uno degli insulti ricevuti sui social dalla sindaca di Genova Silvia Salli, che ha deciso di citarlo in aula durante la seduta del Consiglio Comunale per denunciare il linguaggio sessista e violento che colpisce le donne, anche quando ricoprono ruoli istituzionali. L'uomo che ha scritto quel commento ha spiegato: nelle sue foto tiene in braccio la figlia, ha nome e cognome e indicazione del luogo di lavoro. Non mi ha detto incapace, perché alle donne si dà della puttana, non dell'incapace. La sindaca ha ricordato altri episodi, commenti volgari sotto il post del teatro Carlo Felice, insinuazioni sessuali, come si vede che suona il flauto, battute pesanti come pensasse a prendere un po' di belino, le calmerebbe i nervi. Non so, ha aggiunto, se il sindaco va bene. Vabbè. Noi purtroppo siamo in questa situazione. Ampliamento RVM, in che interviene Ticcani, l'assessore, giunta contro governo. Il pressing del governo sulla regione Sardegna per l'autorizzazione all'ampliamento della fabbrica di bombe RVM nel Sulcis. È inopportuno. Maracani.
Il governo ha sul suo tavolo molti dossier sardi aperti. Stranamente notiamo un diverso livello di impegno e di attenzione da parte del Ministero alle grandi vertenze che riguardano per esempio l'ex Alcoa o la Portoverme SRL o la Chimica Verde a Porto Torres rispetto alla situazione della RVM e la posizione della Giunta Tolle espressa dall'assessore all'industria Emanuele Cani. Ci piacerebbe che il governo avesse lo stesso livello di attenzione alle grandi vertenze che riguardano migliaia di lavoratori in Sardegna. Ha insistito. Per quanto riguarda l'iter dell'ampliamento, noi abbiamo ricevuto la conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici competenti della Regione e sulla base di un richiamo fatto da alcune organizzazioni ambientaliste abbiamo voluto proporre un supplemento di valutazione. Oh yeah, insomma, poi care dal bomber. Tutto d'accordo? Lo è stato. Servizio civile agricolo, boom nell'isola. Servizio civile, dalle scritte Benapure in Bizzi, che sono in servizio civile, non è sul settore agricolo, ma è sul settore culturale. Intendiamo coinvolgere le nostre ragazze e i nostri ragazzi in progetti di cittadinanza attiva e dall'alto valore sociale, offrendo loro l'opportunità di dedicare un periodo della propria vita al servizio della patria in agricoltura e della patria. Così il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollo Brigida, niente meno, ha illustrato il servizio civile agricolo in questione in un question time alla Camera. Vabbè. Andiamo da innanzi, un'altra legge sarda impugnata a Roma, ha impugnato la legge finanziaria per variazioni, mentre il Consiglio vota le modifiche al testo sulle aree idonee che attende il verdetto della consulta, un'altra legge sarda impugnata a Roma. Ricorso del governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale. Ecco, quindi noi sull'attribuzione a Sascomune. La Corte Costituzionale si esprimerà anche sull'assestamento di bilancio approvato ad agosto dall'Assemblea sarda. Ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la manovrina estiva da 800 milioni di euro, dove tra l'altro era previsto lo stanziamento di 30 milioni per aiutare gli allevatori e uscire dall'emergenza dermatite bovina. È l'ultimo capitolo della relazione travagliata tra il governo centrale e Sardegna, che ritornerà sotto i riflettori anche il 20 novembre, quando la Presidente Alessandra Todde e l'assessore al bilancio Giuseppe Meloni incontreranno il Ministro dell'Economia Giorgetti per discutere dell'avvertenza entrate. Vabbè, non è la sacolare una. Autonomia, lite sul no alla mozione. Il voto in aula. Dopo l'ok alle modifiche alla legge sulle aree idonee, il Consiglio ha discusso due mozioni. Ha approvato la prima, presentata dal Presidente della Commissione Attività Produttive Antonio Solinas, sul sostegno all'agricoltura in Sardegna e sulla contrarietà ai tagli ai fondi della politica agricola comune, cioè a SOSPAC, e all'ipotesi di fondo unico. È bocciata la seconda di Umberto Ticca, Riformatori, sull'autonomia differenziata e l'urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna. La politica agricola comunitaria non è un'opzione, ma una necessità fondamentale, ha dichiarato Solinas. Non serve alla Sardegna un fondo unico nazionale come prospettato, che finirebbe per ridurre i fondi per la Sardegna in cambio dell'aumento di spese militari da parte dell'Unione Europea. Contro l'ipotesi di un taglio ai fondi PAC si è pronunciato Emanuele Cera, Fratelli d'Italia. Se venisse confermato, ci sarebbe una forte riduzione dei trasferimenti europei destinati all'agricoltura e alla pesca, un taglio secco del 20% con effetti devastanti sui settori primari. Il testo è stato approvato all'unanimità, prima però l'assessore all'agricoltura Gianfranco Sata ha annunciato che il 20
novembre ci sarà un incontro con il ministro Lollobrigida per affrontare il tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Sull'autonomia differenziata, duro l'intervento di Ticca. La maggioranza sminuisce il tema e boccia una mozione che condivideva. Un atteggiamento miope e di pura chiusura politica. Il testo era stato presentato un anno fa ed è rimasto chiuso nei cassetti del Consiglio fino a ieri. Sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Assemblea Pietro Comandini. Questa mozione è stata scritta prima dell'istituzione della Commissione speciale e della Commissione paritetica presieduta dal professor De Muro. In realtà parte di questa mozione ritengo sia stata inserita dentro i passaggi successivi fatti da quest'Aula con ordine del giorno, ma dopo di questo non ero tanto sicuro, non due scuole diverse. L'appello dei medici, la vaccinazione è un atto d'amore. Al via la campagna anti-influenzale negli ambulatori e in 600 farmacie. Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno. Abbiamo già il dato. Domani rapportamento in corte d'appello. Crasa beste il D7 e beste il pronunciamento se corte d'appello, però comincia sul dibattimento, poi chissà che hanno a finire. Decadenza, i legali contesteranno le memorie di Fercia. Possibile il rinvio della decisione. Impegnata in questi giorni con la manovra finanziaria 2026, il cui ammontare finale dipenderà anche dalle interlocuzioni con il Ministero dell'Economia sulle risorse dell'avvertenza riguardante le entrate che spettano all'isola. La maggioranza di Alessandra Todde apre il mese di novembre con l'attesa dell'udienza sul caso decadenza prevista per domani. Stiamo a vedere come è andata a finire. Al-Mastri, arrestato a Tripoli, è un criminale. Che lo hanno arrestato in Italia, l'hanno arrestato il Lochisoro Matessi e non ve l'hanno riconosciuto questo è proprio uno criminale, torturatore del poverito. Referendum, parte la sfida dei comitati, ma Fratelli d'Italia frena. Alla spicciolata, prima deputati e senatori, il centrodestra, poi i colleghi di centrosinistra si presentano alla Corte di Cassazione a depositare le firme per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Le delegazioni dei parlamentari di maggioranza hanno già portato a termine il compito. Fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima lo faranno quello del campo largo. Fratelli d'Italia però estimenne chi diventa un'esperienza del referendum su questo governo, e chiaramente non li sanno, che già hanno l'esperienza di Renzi, che si deve dimettere. Mandami, sindaco attuale di New York, sfida Trump, so che ci guardi. Il sindaco 34enne, socialista e musulmano, sferza il presidente USA dalla sua New York. Putin, noi pronti ai test nucleari, il tikkun avanti. Ancora incerto sugli annunci di Donald Trump, Vladimir Putin ha avvertito che la Russia adotterà misure adeguate di risposta se gli USA riprenderanno gli esperimenti nucleari e ha mandato al governo e ai servizi di sicurezza di elaborare proposte sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari. Se gli USA procederanno in questa direzione, procederemo anche noi. Le dichiarazioni di Trump sono state esaminate in una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale a Mosca, presieduta da Putin, niente meno, da chi potete presieduta. Bene, che in questo abbiamo finito, non diamo appuntamento torna a Crasa, anzi Crasa non è possibile fare che ritenovere, quindi Crasa che lo brinchiamo.
Bene, a mezzo vedere di buona a tutto dai Visti TV. Adioso.